Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Inizia una nuova settimana, noi siamo sempre qui in onda, in diretta, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Notizia importante, oggi dovrebbero arrivare delle novità per quanto riguarda i veneti che rientrano dall'estero, lo ha annunciato il governatore Luca Zaia nel corso di alcune dichiarazioni alla stampa nelle ultime ore. Era nell'aria una scelta importante da parte della Regione, vediamo se arriverà poi questo protocollo, questa ordinanza nel corso della nostra informazione. E come sempre saremo collegati con le nostre redazioni, con i nostri giornalisti per sentire quali sono le ultime novità dal territorio. Poi vediamo assieme anche i dati che continuano a non essere assolutamente positivi, perché c'è questa ripresa di cui si parla da alcuni giorni, c'è un calo nella ripresa che potrebbe essere dovuto al fisiologico calo di tamponi che viene fatto nei fine settimana, ma poi vediamo tutto questo assieme. Abbiamo tante cose da vedere. Da vedere insieme da qui alle 13:30. Voi sapete che durante la settimana il nostro Focus TG dura fino alle 13:30, un'ora e mezza di notizie e informazioni. Noi apriamo il nostro telegiornale con una notizia molto interessante, perché avevamo raccontato qualche settimana fa l'imbrattamento da parte di un gruppo di ragazzini del Ponte Vecchio di Bassano. Si sono poi, passateci il termine, costituiti dopo che noi in Diretta Veneta abbiamo fatto dei servizi invitando i colpevoli a presentarsi alle autorità. Si sono presentati alla polizia locale, si sono parlati col comune, insomma c'è stata una trattativa. I ragazzini hanno chiesto poi, in fase di procedimento penale, perché di questo si parlerà in futuro perché è l'imbrattamento di un monumento nazionale, di poter accedere ai servizi sociali, servizi socialmente utili. Però il comune intanto ha dato il via ai lavori che sono partiti questa mattina. Costeranno circa 1.000 euro, quindi un conto alla fine non salatissimo per questi ragazzi. C'è per noi sul Ponte Vecchio Vanessa Banzato, che è andata a dare un'occhiata alla situazione. Ferdinando, eccoci, siamo sul Ponte Vecchio dove sono iniziati questa mattina i lavori di sistemazione delle balaustre e dei punti che qualche tempo fa vennero imbrattati da alcuni giovani che durante la notte avevano pensato bene, insomma, con un pennarello di fare disegni, scritte proprio sul Ponte Vecchio, appena restituito tra l'altro alla città. Sono al lavoro due restauratori. Enrica Vinanti, abbiamo sentito tra l'altro anche proprio da lei in cosa consisteranno questi lavori. È stato tolto con del solvente apposito la scritta fatta con il pennarello e adesso stanno procedendo alla ritinteggiatura del ponte. Tra l'altro dovranno ritinteggiare, diceva la restauratrice, l'intera balaustra, appunto per evitare che ci siano delle non uniformità di colore. Quindi sono state tra l'altro anche sono stati coperti anche i tagli, i graffi, le incisioni che erano state fatte sempre in quell'occasione con dello stucco, e poi anche in questo caso, qua stiamo parlando della balaustra a sud del ponte, anche in questo caso poi verrà ritinteggiata con l'apposito colore e in maniera uniforme per riportare allo splendore il Ponte Vecchio, e si spera che questa volta davvero poi non venga più preso di mira dai soliti incivili. Ferdinando, per il momento è tutto. Ricordo che i lavori dureranno l'intera giornata, quindi insomma vedremo poi anche durante il giorno come procedono e come stanno andando avanti per riportare proprio all'antico splendore il ponte. Per il momento è tutto, Ferdinando, ti ricedo la linea. Noi ringraziamo Vanessa Banzato per questo contributo in diretta. Naturalmente poi ovviamente c'era qualche piccolo problema di trasmissione, poi questa sera nel TG Bassano tutte le immagini delle operazioni di pulizia del ponte. Qualche giorno fa noi avevamo chiesto all'amministrazione comunale come mai in fase di restauro non erano stati anche poi stuccati, coperti, sistemati tutti i vecchi graffiti. Se andate a dare un'occhiata sul ponte, sulle colonne, ci sono tantissime vecchie incisioni non
non così vecchie da dover essere considerate storiche, però sono state lasciate lì. Cercheremo di capire se si può fare qualcosa anche per quei segni di inciviltà che ormai hanno qualche anno. Un altro segno di inciviltà è stato commesso nel fine settimana proprio a Bassano, e si tratta di due ragazzine che forse, questo è quello che ci dicono le autorità che hanno visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza, forse un po' sopra le righe si sono appese alla grata di una edicola votiva molto amata dai bassanesi, a 2 passi dal ponte, proprio in vista del Ponte Vecchio. Hanno distrutto la grata, hanno causato gravi danni al capitello, e avevamo raccolto l'invito dall'amministrazione chiedendo a queste persone di presentarsi all'autorità o di chiamare, insomma, in qualche modo di dire: siamo stati noi, parliamone. Non sappiamo come sia andata a finire, perché proprio in questi momenti c'è in corso una conferenza stampa con cui il Comune sta fornendo informazioni sull'esito di questa vicenda. Speriamo di potervene dare conto durante la nostra informazione qui al Focus TG, altrimenti ne parliamo questa sera nel TG Bassano. Noi abbiamo la possibilità di avere adesso un brevissimo e rapidissimo consuntivo della situazione dell'ULSS 7 Pedemontana per quanto riguarda i casi. Ci dicono che ci sono novità sui bambini coinvolti nei centri estivi chiusi per positività degli operatori. Abbiamo Alex Giuliano sul posto che ci chiede qualche istante per organizzarsi, quindi probabilmente lo vedremo subito dopo la pubblicità. E allora noi cominciamo a fare un po' il riassunto delle puntate precedenti e sentiamo che... Allora andiamo in pubblicità immediatamente, ci vediamo fra pochissimo, state con noi, giusto un paio di minuti. Bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Allora, noi abbiamo Alex Giuliano in collegamento, siamo pronti a collegarci con Alex Giuliano e Renzo Rigonna, che dalla sede dell'ULSS 7 Pedemontana sono pronti ad aggiornarci sulla situazione sanitaria nel territorio. Sappiamo che domani ci saranno delle conferenze stampa per annunciare le modalità della nuova ordinanza che verrà emanata da Luca Zaia nelle prossime ore, che riguarda il ritorno dei veneti dalle vacanze. Prima di tutto questo però bisogna capire che strada stanno prendendo i dati, le emergenze, proprio le novità dell'emergenza coronavirus in Veneto. Allora ci colleghiamo con Alex Giuliano, che è proprio davanti all'ospedale di Bassano del Grappa, per ragguagliarci sulla situazione. Buongiorno Alex. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Ebbene sì, siamo qui davanti all'ospedale di Bassano perché pochi minuti fa abbiamo incontrato il direttore generale dell'ULSS 7, il dottor Carlo Bramezza, che ci ha fatto un quadro della situazione a tratti incoraggiante, a tratti invece votato sempre a mantenere alta l'allerta. Intanto iniziamo dando una buona notizia a tutti i nostri telespettatori, una notizia che riguarda i casi di positività che si erano segnalati nei centri estivi in altopiano, nei 4 comuni interessati. Lo ricorderete, è una notizia che ha destato preoccupazione e scalpore nei giorni scorsi. Ebbene, sono stati effettuati i 156 tamponi a tutti i bambini che facevano parte di questi 4 centri estivi. Fortunatamente praticamente quasi tutti i tamponi tranne uno hanno dato esito negativo, quindi si riscontra un solo caso di positività. Anche in questo caso fortunatamente si tratta di un bambino asintomatico nel centro estivo di Cesuna, che rimarrà dunque chiuso fino al 24 di luglio. Dunque
nessun cluster, nessun focolaio all'interno dei centri estivi in altopiano, e questa è una notizia che tanti genitori, tanti nostri telespettatori che vivono proprio in quelle zone attendevano con particolare ansia, con particolare premura. C'è da segnalare però un'altra cosa, Ferdinando, è una segnalazione importante che ci arriva direttamente proprio dai vertici dell'ULSS, che sottolineano come i dati di contagi siano in leggero aumento rispetto alla giornata di ieri, più 21 casi, quindi siamo a un totale di 348 nuovi contagiati nella giornata di oggi. Di questi 21 casi in più, la maggior parte è riconducibile proprio alla zona di Asiago e dell'altopiano. Questo è sicuramente un campanello d'allarme per tutta la comunità altopianese, perché si sa che insomma c'è tanto turismo, si sa che è una comunità che ha rapporti molto stretti, che si frequenta in maniera molto assidua. Ebbene, i vertici dell'ULSS raccomandano grande prudenza, osservazione delle misure precauzionali, perché i 21 casi positivi in più rispetto alla giornata di ieri, quindi questo incremento è attribuibile quasi esclusivamente alla zona dell'altopiano. Alex, ti interrompo un attimo per ricordare ai nostri telespettatori che proprio in altopiano, proprio ad Asiago, è tornata in vigore da qualche giorno un'ordinanza del sindaco che prevede l'obbligo di utilizzo delle mascherine nella ZTL, nella zona pedonale proprio di Asiago. Cercheremo di capire nelle prossime ore se anche negli altri comuni, che naturalmente hanno situazioni turistiche molto diverse, perché se ad Asiago vige l'usanza dello struscio, delle cosiddette vasche in centro storico, non è proprio così negli altri comuni che magari vivono di un turismo di passaggio, nel senso arrivano i turisti, fanno la spesa, mettono giù la macchina e vanno a camminare o vanno a vedere una malga o fanno una passeggiata nel bosco. Ad Asiago invece è così. Sappiamo che anche Gallio ha un centro storico molto frequentato, quindi cercheremo di capire poi, in base anche a queste nuove evidenze che ricordiamo ai nostri telespettatori arrivano proprio in questo momento dall'ULSS 7 Pedemontana, cercheremo di capire se altri comuni faranno scelte importanti come quella di Asiago. Alex, poi però noi abbiamo un conto in sospeso con l'ULSS 7, non diamo ancora del tutto la risposta perché sappiamo che abbiamo portato però all'attenzione dell'azienda sanitaria pedemontana una segnalazione molto forte che ci aveva fatto la Fidas, i donatori di sangue di Vicenza, che dicono, succede sia nell'ULSS 7 che nell'ULSS 8, che i donatori di sangue spesso si trovano a dover aspettare troppo tempo o a non vedere rispettati i propri appuntamenti. Insomma, c'è più di qualcuno che lascia lì e se ne va, perché naturalmente uno si prende qualche ora da lavoro, ma non certo una giornata intera. Abbiamo portato questa segnalazione al DG Carlo Bramezza? Assolutamente sì, Ferdinando, è stata una delle prime domande che abbiamo fatto al direttore generale Carlo Bramezza, che chiaramente ha snocciolato dei dati importanti, ci ha dato delle risposte pertinenti che chiaramente vi racconteremo in maniera dettagliata nel corso dei nostri telegiornali, dei prossimi appuntamenti con l'informazione. Molto bene, allora intanto sappiamo già che stasera il TG Bassano sarà decisamente scoppiettante visto tutto quello che sta succedendo. Hai altre novità da segnalarci dall'ULSS? Altrimenti noi ci riprendiamo la linea, e però con la raccomandazione, se succede qualcosa di importante dal bassanese non esitate a contattarci. Brevemente, solo per fare un piccolo quadro generale della situazione legato a un parallelo che abbiamo sottoposto al direttore generale Bramezza rispetto all'aumento dei casi nello stesso periodo del 2021 confrontandoli all'estate del 2020. Ebbene, l'invito è sempre quello di vaccinarsi. La differenza fra quello che sta succedendo quest'anno rispetto all'anno scorso è tutta nei numeri dei ricoveri ospedalieri e delle terapie intensive. Nell'ULSS 7 non si registrano casi di terapia intensiva legati al Covid, quindi c'è un aumento di contagi, ma sono contagi prevalentemente che non portano all'ospedalizzazione.
Allora ringraziamo Alex Giuliano e Renzo Rigon per questo collegamento, poi se ci saranno altre novità da Bassano o dall'ULSS li risentiremo, li rivedremo. Grazie, buon lavoro. Torniamo in studio per dare un'occhiata assieme ai dati che sono appena arrivati. Vediamo intanto quelli delle vaccinazioni, perché poi quelli dell'emergenza coronavirus, dei contagi e delle ospedalizzazioni sono un po' particolari, vanno visti con più calma, però possiamo confermarvi quello che ci ha appena detto il nostro Alex Giuliano dall'ULSS 7 Pedemontana, riguarda più o meno tutto il Veneto. A parte qualche caso sporadico, l'aumento dei contagi, l'aumento dei casi non sta portando a ospedalizzazioni importanti. Ci sono alcune terapie intensive in più, questo l'ha ricordato anche Luca Zaia durante le interviste alla stampa di questa mattina, però pare che in questo momento siano soprattutto asintomatici i casi di cui si sta parlando. Li vediamo fra poco assieme. Adesso vediamo insieme la campagna vaccinale del Veneto, perché ieri domenica 18, questi sono gli ultimi dati più freschi che ci sono state fatte 37.703 dosi, un dato importante perché ricordiamo era domenica di festa, tantissimi sono andati al mare, in montagna, in gita, però sapere che sono state fatte più o meno le stesse somministrazioni che vengono fatte negli altri giorni della settimana è importante, perché vuol dire che la macchina vaccinale corre ed è preparata, ma anche i veneti rispondono a dovere. Sono quasi 5 milioni le dosi somministrate dall'inizio dell'emergenza. È probabile che nella giornata di oggi si sfori la quota formidabile dei 5 milioni. Le prime dosi sono state 3.700 per un totale di 2.700.000. I cicli completati sui quali si sta concentrando adesso il Veneto sono stati 33.992 per un totale di 2.200.000. Stiamo andando verso una scarsità di magazzino, perché le dosi somministrate sono il 92,2% di quelle fornite. Poi vediamo, questo grafico è abbastanza complesso, lo saltiamo, però sappiamo che il 58,6% della popolazione totale del Veneto ha almeno una dose, che il 45,4% della popolazione del Veneto è coperto. Ci stiamo avvicinando alla data storica, al risultato storico di un Veneto su 2 completamente coperti dal vaccino. Sintesi per età, vediamo dai 60 in su la situazione è molto buona per quanto riguarda le prime dosi, dai 70 in su la situazione è molto buona per quanto riguarda la copertura totale. Si sta iniziando a muovere qualcosa anche nelle fasce più giovani. Categorie fragili, disabili e vulnerabili, coperti 80-82% per quanto riguarda la prima dose, coperti 75-77% per quanto riguarda il ciclo completo. Poi vediamo ancora, siamo sopra le 300.000 inoculazioni nel corso dell'ultima settimana, e questa è una bella informazione, un buon dato, perché eravamo scesi a 284.000 nella settimana precedente, ma essere sopra le 300.000 unità è molto molto importante. Ultima finestra di questa tabella, siamo a 970.000 per quanto riguarda l'ULSS Padovana, per quanto concerne le somministrazioni, ci si avvicina al 1.000.000 di unità, ma poi vediamo che anche la Marca Trevigiana, la Scaligera con 874.000, la Serenissima più Veneto Orientale, provincia di Venezia, siamo a 870.000, è plausibile che in pochi giorni si arrivi sopra il 1.000.000 di somministrazioni. Adesso abbiamo giusto qualche istante per una prima infarinatura delle informazioni, delle ultime novità da Padova con il nostro Guido Barbato, che è in uno dei luoghi più belli, più storici di Padova. Siamo all'interno dell'università, siamo nel cortile più bello del Bo. Buongiorno Guido. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti. Mi trovo, come giustamente hai detto, all'interno del Palazzo del Bo di Padova, perché c'è una prima notizia molto interessante che è stata riportata anche dalle agenzie di stampa nazionali, che secondo il rapporto del Censis l'Università di Padova è risultata seconda in termini di organizzazione, gradimento, offerta formativa nell'anno 2020, alle spalle dell'altra antichissima università italiana che è Bologna. In campo nazionale si è registrato, nonostante la pandemia, anche un 4% in più di immatricolazioni, che è un dato anche questo decisamente inatteso, perché si pensava che magari questo, che appunto i contagi avrebbero scoraggiato l'iscrizione universitaria, e quindi questo è un primo dato. Poi sono qui e parlo un po' sottovoce e non
riesco a farvi commentare questo dato dal rettore Rosario Rizzuto, perché il rettore è in questo momento impegnato in una cerimonia molto importante, il conferimento della laurea magistrale ad honorem in ingegneria della sicurezza civile e industriale a, pensate un po', un certo Klaus Fischer. Allora ti rivolgo una domanda così un po' birichina, Ferdinando, no? Per la pace dei nostri rapporti familiari in genere bisogna avere in casa sempre dei tasselli Fischer, altrimenti anche i rapporti. I tasselli Fischer, ricordiamo ai nostri telespettatori, i tasselli Fischer, per chi non è pratico di bricolage o di lavoretti in casa, sono quei tasselli formati da una parte in plastica o anche di metallo che vanno infilati dentro un buco fatto appositamente con un trapano e ci si avvita dentro una vite, possono andare su legno, possono andare su muratura, su qualsiasi superficie, e servono per insomma appendere praticamente di tutto ai muri. Questa non è pubblicità, perché ovviamente ce ne sono di tante marche e modelli, però diciamo che quando si parla si dice un Fischer, si parla di questi tasselli. E come mai è stato insignito di questo importante risultato, onorificenza, chiamiamola così, è il fondatore lui, tra l'altro? Lui è il fondatore, la laurea magistrale ad honorem in ingegneria della sicurezza civile e industriale dice tutto. È stata su proposta appunto della stessa facoltà, ora non si chiama più Dipartimento di Ingegneria, è stata proposta questa onorificenza così solenne che si sta svolgendo in questi minuti nell'aula Ippolito Nievo. Anche forse per la progressione professionale di Fischer, classe 1950, già ingegnere, all'Università di laureato a Costanza nel 75, è entrato nell'azienda di famiglia e poi l'ha fatta diventare un gruppo mondiale con 4.600 dipendenti nel mondo, 46 consociate, 3.000 brevetti, forse questo è il dato più eclatante, depositati. È già stato nominato senatore dell'Università degli Studi di Scienze Agrarie di Vienna e di quella di Stoccarda, dal 2007 è professore onorario. Quindi insomma per quanto riguarda il signor Klaus Fischer, diciamo che Padova gli riconosce quindi un ulteriore riconoscimento, diciamo proprio così, di docente onorario, di professore. Passiamo a cose un po' più urgenti. Ascolta Guido, io ti devo interrompere perché abbiamo la pubblicità che incombe. Ti chiedo la cortesia di o di rimanere in zona oppure di darci la disponibilità di sentirci fra qualche minuto. Noi facciamo una breve pausa pubblicitaria, poi torniamo e ci racconti le altre novità, perché sappiamo che c'è cronaca da Padova. Va bene? Sì, va bene. Sì, senz'altro. Ringraziamo Guido Barbato per questa interessante notizia dall'Università di Padova. Noi adesso facciamo una breve pausa pubblicitaria. State con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Oggi un focus particolarmente denso di collegamenti, tutti con importanti notizie, perché da Bassano, con il ponte restaurato per l'ennesima volta dopo gli imbrattamenti dei vandali, con le novità sui dati dell'emergenza coronavirus con l'ULSS 7, e da Padova prima di tutto con questa laurea al fondatore, all'ideatore dei tasselli Fischer. Torniamo adesso con Guido Barbato, che è ancora nel cortile del Bo. Ci siamo persi a causa del collegamento il bacio rituale fra il rettore e pensiamo il laureando ad honorem, però insomma si recupera tutto. Guido, speriamo di poter recuperare questa parte importante. Guido, raccontaci le altre novità da Padova. Di nuovo, buongiorno. Sì, a Padova, come dicevi tu, c'è apprensione e massima attenzione a tutti i luoghi di assembramento dopo l'affermazione fatta dalla direttrice del servizio sanitario di prevenzione, dottoressa Ivana Simoncello, di un cluster, in italiano insomma un nucleo di
persone positive presso lo Sherwood Festival. Nelle scorse ore, con un comunicato stampa, il festival, i loro componenti hanno voluto precisare che nessuno dei loro 150 volontari è risultato positivo al Covid-19, il termine focolaio o cluster è improprio o fuorviante, e tutti i volontari seguono il protocollo, e il fatto che ci siano state 10 persone passate per i nostri luoghi, ricordo, siamo nei dintorni dello stadio Euganeo per il festival Sherwood, non significa che il contagio sia avvenuto all'interno della nostra area, non è diverso da altre situazioni che si manifestano più o meno quotidianamente anche in centri estivi o centri sportivi. Chiusa parentesi. A riguardo però siamo abbastanza a conoscenza del fatto che ci sarà oggi un incontro tra l'assessore alla sicurezza del comune di Padova Diego Bonavina e il questore Isabella Fusiello, proprio in vista di questo, anche se devo dire che il capo della polizia padovana proprio poco fa ci ha detto che in assenza di ordinanze ai vari livelli, o regionale o comunale, la polizia non può che continuare a vigilare sul buon senso delle persone. Certo. Perciò vedremo, a meno che gli accordi col comune poi non cambino, o a meno che il sindaco Giordani non prenda qualche iniziativa, ma al momento non ne abbiamo notizie. Quindi questo è quanto. Concludo, se ho ancora tempo, tu appena hai bisogno che ti ceda la linea me lo dici, se arriva il Presidente. Volevo anche dirvi, ecco, abbiamo una notizia di una rissa avvenuta questa notte a Padova, in un luogo che non ci è ancora stato reso noto, tra 5 persone, sono stati arrestati tutti, 4 per rissa, ma 1 anche per tentato omicidio. Addirittura. Speriamo di saperne qualcosa di più nelle prossime ore. Sono tutti stranieri orientali, quasi di certo filippini. Anche la cosa è un po' strana per Padova, però probabilmente i tempi stanno cambiando. Ricordo che è stata forse la prima comunità di stranieri a insediarsi ben prima dell'apertura delle frontiere degli sbarchi in città, ancora negli anni 80-90. Lavoravano quasi tutti o quasi tutte come colf, come badanti. Vedremo di cosa effettivamente succede. Guido, e non per fare alcun ragionamento di qualche tipo, ma solamente statistico, sentire di una situazione simile è abbastanza raro a Padova, quindi siamo molto curiosi di vedere poi i servizi che la redazione padovana confezionerà per i TG di questa sera. Guido, intanto grazie per queste informazioni, ti lasciamo andare per tutte le notizie del caso. Ovviamente noi siamo in diretta fino alle 13:30, se ci sono notizie importanti da Padova non esitate a richiamarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Buon lavoro! Non mancheremo di farlo, ciao, buon lavoro, buona giornata a tutti. Torniamo in studio, avvertiamo la nostra Vanessa Banzato che noi siamo pronti per il collegamento da Bassano, perché ci sono le novità di cui vi parlavamo, ovvero le notizie dell'amministrazione sul vandalismo che ha coinvolto l'edicola votiva a 2 passi dal Ponte Vecchio. Ricorderete, un paio di ragazze si sono appese alla grata che protegge l'edicola, l'hanno scardinata, hanno fatto danni e di sicuro si potrà prima o poi risalire all'identità, perché ci fanno sapere dalla polizia locale che le immagini sono molto chiare, molto nette, ben visibili, si vede proprio tutto. Non è possibile raccontare tutto per motivi anche di indagini, però chi ha visto i filmati ha raccontato di una scena veramente incredibile. Vedremo fra poco, ci dirà la nostra Vanessa Banzato che cos'è successo effettivamente in quel frangente, quindi stiamo pronti per un collegamento molto importante, molto interessante da Bassano. Adesso da Bassano noi passiamo con le notizie in area di servizio a Rino di Dolo. Chiedo a Alessandro Costacurti in regia di farci vedere la foto di Vigili del Fuoco, perché c'è stato questa mattina un incidente in A4, un incidente fra 3 mezzi pesanti. C'è stato un ferito, vediamo i mezzi di Vigili del Fuoco che ci hanno mandato queste immagini. I pompieri sono arrivati da Mestre e Mira con 3 automezzi, 12 operatori, fra cui anche l'autorue. Hanno messo in sicurezza i veicoli pesanti coinvolti, estratto un autista che era rimasto incastrato. L'uomo è stato
preso in cura dal personale sanitario del SUEM per essere trasferito in ospedale. Sul posto anche la Postrada e il personale ausiliario di Autostrade. Sono ora in corso le operazioni di sgombero, questo riguarda qualche minuto fa, quindi plausibilmente sono già completate, dei mezzi per liberare le corsie. Il traffico autostradale era bloccato, non sappiamo se sia ancora bloccato, ma presumiamo di sì, perché queste cose di solito sono abbastanza lunghe. Operazioni di soccorso dei vigili del fuoco ancora in corso, ci fanno sapere poi quando saranno finite, lo diremo se saremo ancora in corso di telegiornale. Torniamo in studio, questa era una notizia. Sappiamo che c'è stato anche questa mattina fra Montecchio Maggiore e Vicenza un incidente stradale con una colonna che è arrivata a toccare i 6 km, quindi un lunedì decisamente sfortunato per chi era in viaggio, sia per lavoro che per piacere. Allora, vediamo se riusciamo a parlare con Vanessa Banzato, altrimenti andiamo a vederci i dati. Non abbiamo ancora la nostra collega via Skype, quindi sempre con la regia di Alessandro Costacurta diamo un'occhiata alla situazione dell'emergenza coronavirus. Ecco qua i dati arrivati da poco in redazione, ci dicono che le nuove positività sono 238, sono meno dei giorni scorsi, ma sappiamo che il lunedì di solito i dati sono sempre un po' in calo per motivi proprio di tamponi, di ricerca, di afflusso di informazioni al sistema centralizzato dell'ULS, dell'azienda Zero, delle ULS venete. Anche perché vediamo che il numero dei casi attualmente positivi è in crescita, decisamente in crescita. Siamo sopra 7.000 unità, siamo a 7.038, ricordiamo che nemmeno 10 giorni fa eravamo a 4.000 erotti, quindi sta crescendo il numero, non è esponenziale, ma sta crescendo. Sono 410.121 i guariti dall'inizio dell'emergenza coronavirus, sono 428.788 le persone che sono risultate positive dall'inizio dell'emergenza, sono 11.629 le persone che hanno perso la vita dall'inizio dell'emergenza. Se andiamo nella seconda parte della tabella, che è quella della sanità, se la prima non va poi così bene, la seconda lascia margini positivi. Perché? Perché ci sono 194 persone, 241 persone ricoverate in area non critica, di cui 194 negativizzate, 47 che sono ancora positive. Sono 17 le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 7 negativizzate e 10 positive. Fino a qualche giorno fa questi numeri, queste due caselle erano praticamente uguali, adesso stanno crescendo di nuovo i positivi. Vediamo dove sono i positivi in Veneto, in terapia intensiva: uno a Negrar, uno a Villafranca, uno a Castelfranco, uno a Treviso, a Cafoncello, 4 a Borgo Trento, 2 a Padova. Questi sono i dati dell'emergenza coronavirus, anche perché i ricoveri in area non critica sono positivi, il bilancio è positivo di 2 unità e è positivo di un'unità anche quello della terapia intensiva. Non ci sono stati decessi e questo ci conferma che, seppur stia proseguendo questa crescita dei contagi, non ci sono ospedalizzazioni importanti, non ci sono decessi. È una fase molto particolare, molto complessa dell'emergenza coronavirus. Torniamo in studio giusto per capire se siamo pronti per andare con Vanessa Banzato, alla quale chiediamo, altrimenti mandiamo la pubblicità e vediamo poi quando torniamo che cosa sta succedendo a Bassano. Ripetiamo, notizia importantissima, perché sarebbe la seconda volta che vengono pescati nel giro di pochi giorni, poche ore addirittura, dei vandali in azione in centro storico. Sappiamo che Bassano ha qualche problema ultimamente, qualche problema da qualche settimana, da quando si è riaperta un po' la cosiddetta movida, con le intemperanze di alcuni giovani che frequentano il centro storico. Nel fine settimana sono stati
sciolti, passateci il termine, dei festeggiamenti un po' troppo rumorosi proprio dagli agenti, sono stati alcuni interventi per riportare un po' alla calma delle situazioni che rischiavano di degenerare. Non sono degenerate nel fine settimana, come è successo invece con queste due ragazze che si sono appese all'edicola votiva, una Madonnina molto bella, antica, a 2 passi dal ponte. A questo punto allora chiedo alla regia di mandare la pubblicità, facciamo una brevissima pausa, state con noi, torniamo fra pochissimo, abbiamo ancora tantissime cose da raccontare. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo sentito le novità da Padova, le novità da Bassano. Torniamo adesso a Bassano del Grappa, dove la nostra Vanessa Banzato è con Andrea Benetti proprio ai piedi dell'edicola votiva devastata da un paio di ragazze che vi si sono appese solo qualche sera fa. C'è stata una conferenza stampa in cui l'amministrazione comunale ha dato delle informazioni che noi non conosciamo perché si è appena conclusa e quindi ce le facciamo raccontare tutte da Vanessa. Buongiorno Vanessa. Buongiorno Ferdinando. Le due ragazze che la notte tra venerdì e sabato si sono appese praticamente alla grata che ricopriva l'edicola, si sono dondolate e l'hanno sradicata, sono state rintracciate dagli uomini della polizia locale. Sono stati visionati tutti i filmati e di conseguenza hanno riconosciuto subito le due responsabili. Si tratta di una ragazza di 24 anni e della sorella di 17, quindi sorella minorenne. Nello specifico è stata la più vecchia, la 24enne, che si è attaccata appunto alla grata sradicandola, e le due adesso devono rispondere di danneggiamento, tra l'altro reato penale, ricordiamolo, perché si tratta di danneggiamento di elemento storico in pieno centro storico di una città, quindi danneggiamento aggravato, e dovranno rispondere anche, saranno sanzionate anche per luoghi osceni atti osceni in luogo pubblico. Perché? Perché nel tragitto dal ponte all'edicola queste due hanno tenuto comportamenti decisamente indecenti, le hanno visionate, le hanno potute vedere direttamente dalle telecamere, quindi adesso rischiano una multa che va dai 5.000 ai 30.000 euro, quindi assolutamente non è uno scherzo. Durante la conferenza stampa, tra l'altro, il municipio è stata anche colta l'occasione per fare un po' il punto del fine settimana. Nello specifico si è toccato il tasto degli addii al celibato. Addii al celibato che, per carità, sacrosanti da tenere e quant'altro, solo che sono svolti in maniera poco consona. Sono intervenuti 4-5 volte gli agenti della polizia locale per cercare di calmare gli animi di questi gruppi che si sono formati di giovani che stavano appunto festeggiando questo addio al celibato, tutti alticci eccetera, però ecco, il brutto è che il rischio è quello che danneggiassero nuovamente il Ponte Vecchio. Tu immagino abbia già mandato ci siamo collegati col collegamento, insomma appunto si vedeva che i lavori stanno facendo e quindi adesso verranno. Finché ti interrompo, scusami, perché mentre tu ci racconti facciamo vedere delle immagini che avete raccolto con Andrea Benetti dal Ponte Vecchio, ce le fa vedere Alessandro Costacurta con i lavori in corso. Tu continua a raccontarci che noi facciamo vedere le immagini, si vedono proprio gli operatori che stanno ripulendo, che stanno facendo questa sistemazione. C'è la restauratrice, tra l'altro una restauratrice trentina, e pensate proprio lei che assieme alla ditta Inco di Pergine Valsugana, la ditta che è stata incaricata del restauro del ponte, aveva sistemato le colonnine di legno a suo tempo. Adesso è proprio lei che è tornata sul ponte per ripristinare tutto come era prima, quindi come abbiamo già detto, col solvente tolto il pennarello che aveva imbrattato il ponte, la struttura, sono stati stuccati i fregi, i graffi che erano stati fatti proprio sempre in quell'occasione dai giovani, di cui anche alcuni di Montebelluna del Trevigiano, che sono stati anche questi scoperti grazie alle telecamere
di videosorveglianza che sono presenti sul ponte e che tra l'altro sono ad altissima definizione, quindi vorrei ricordare anche questa cosa che è stata sottolineata proprio sia dal comandante della polizia locale che dall'assessore alla sicurezza di Bassano. Sono precisissime, ad altissima definizione, si vede il volto preciso delle persone che attraversano il ponte. Di conseguenza, se uno, come è successo nelle settimane scorse, come questi giovani che hanno imbrattato il ponte, o come è successo invece qui all'edicola della Madonnina con il bambino, appunto hanno sradicato la grata, le immagini, i volti si vedono e sono super riconoscibili, ed è stato questo che ha permesso agli agenti del comando di polizia locale di risalire subito alle 2. Tra l'altro vorrei precisare una cosa che mi ero scordata prima: una delle due, la 24enne sempre, che vive a Verona, era ben nota alle forze dell'ordine per altri reati, e tra l'altro mentre le due venivano accompagnate al comando di via Vittorelli, comando della polizia locale di via Vittorelli, c'erano 2 carabinieri in piazza Libertà che hanno subito riconosciuto la più vecchia, la 24enne, perché era destinataria di un procedimento. Di conseguenza era persona già nota. Adesso insomma abbiamo sentito anche ci sarà questa sanzione importante dai 5.000 ai 30.000 euro, non è certo uno scherzo. Venendo invece al discorso degli addii al celibato, verranno prossimamente allestiti, posizionati a ridosso del Ponte Vecchio, dei cartelli in cui chiaramente si dice è vietato appoggiare qualsiasi cosa sul ponte, perché hanno detto basta, tolleranza, assolutamente tolleranza zero, non concediamo più nulla. Ecco. Vanessa, noi stiamo facendo vedere ai nostri telespettatori com'era l'edicola grazie ai potenti mezzi di Google, che permette in pratica di andare a vedere un luogo prima di quello che è successo, e torniamo adesso a far vedere com'è. Insomma, la differenza è notevole. Si vede adesso? Sì, si vede. Abbiamo visto proprio la differenza con la sua bella grata e tutto quanto. Adesso è in queste condizioni. Vanessa, prima di lasciarti andare, ti chiedo però una tua opinione da giornalista, da persona che vive comunque Bassano da molto tempo nella sua quotidianità. Tira un'aria diversa rispetto a un passato? Pare quasi che ci sia in centro storico un'esplosione di questi casi, di queste intemperanze, di questi addii al celibato troppo rumorosi, di vandalismi, insomma c'è come un'aria di una Bassano un po' sopra le righe. Era così anche in passato o stiamo vedendo una novità rispetto a quello che era? Allora, gli episodi di eccesso, bene o male, ci sono sempre stati, come in tutte le città. La mia opinione è che adesso ci sia proprio uno scatenarsi di tutto questo, causato dai tantissimi mesi di chiusura, di pandemia. Quindi sì, l'opinione che posso avere io è quella proprio di uno sfogo, soprattutto certo, da parte dei giovani dopo tanto tempo di chiusura, purtroppo in maniera negativa. Pare che non riescano più a, è una cosa che è stata sottolineata proprio anche dal comandante della polizia locale, non riescano più a contenersi, ecco. Ci sono queste esplosioni, come se tutto fosse lecito, tutto fosse possibile, cosa che in realtà in passato, seppur dicendo sì è vero, cioè, episodi di vandalismo sono sempre stati, eccessi sono sempre verificati, però ecco, forse c'è un acuirsi provocato molto probabilmente da questi mesi di chiusura, e la gente reagisce così, ecco. Fortunatamente non sono tutti, e quindi... È il concetto della pentola a pressione. Rischiamo, però la situazione rischia di farsi complicata. Allora noi ringraziamo Vanessa Banzato e Andrea Benetti per questo interessante collegamento. Poi tutto il resto lo vediamo nel TG Bassano di questa sera. Tra l'altro i nostri telespettatori si stanno scrivendo, e c'è qualcuno che ci scrive, dimostrazione che le telecamere di videosorveglianza nei centri storici, nelle aree di pregio, servono e vanno installate. Quindi questo ci stanno scrivendo adesso i nostri telespettatori. Ringraziamo ancora Vanessa Banzato, buon lavoro, buona giornata.
Grazie a voi Ferdinando. Torniamo in studio pronti a collegarci con Vicenza, anzi chiedo alla redazione, alla regia di contattare subito Vicenza per le novità dall'area berica. Allora, avete sentito, ormai anche in questo caso si è arrivati immediatamente alla soluzione del caso con le videocamere di sorveglianza. La dimostrazione è questa, 2 casi ravvicinati, ma non solo 2, perché sappiamo che altre situazioni un po' complicate sono state poi risolte tramite la visione dei filmati. C'è sempre questo dilemma, questo dibattito: è più importante la privacy o va privilegiata la sicurezza? Vanno bene le telecamere dappertutto o non è giusto videoregistrare tutto quello che succede? C'è chi dice io non ho problemi che mi registrino, pure c'è chi dice no, io tengo alla mia privacy. Sono temi complessi che vanno a innestarsi su necessità legate a motivi di ordine pubblico che noi come sempre approfondiremo e vi racconteremo nel corso della nostra informazione. Adesso voliamo a Vicenza perché abbiamo Luisa Bertini con Federico Cibotto dal centro cittadino per le ultime novità. Buongiorno Luisa. Buongiorno a voi. Intanto apriamo dicendo che oggi c'è una linea dura contro i furbetti delle 4 ruote che passano sulle corsie degli autobus. Perché lo dico? Perché da oggi sono attive delle telecamere per il controllo degli accessi nelle corsie degli autobus in via Santi Felice Fortunato e in via Venezia. Oltre al fatto, quindi in corrispondenza dei 2 varchi, oltre al fatto che sarà anche riattivato l'impianto di controllo per verificare gli accessi nella corsia riservata appunto al trasporto pubblico in corso Padova. Questo per evitare appunto i rallentamenti alla viabilità pubblica, tanto più che abbiamo sentito anche le persone che ci hanno detto ben venga che siano multati gli automobilisti furbetti e i trasgressori, quindi la multa arriva fino ai 58 euro, quindi lo ribadiamo, attenzione, comunque ci sono cartelli ed è tutto ben segnalato. Come dicevi tu, adesso invece siamo in centro, in pieno centro, dove abbiamo sondato un po' il rumore di baristi, ristoratori delle varie categorie che potrebbero essere interessati, così come sembra dalle ultime notizie, dall'obbligatorietà del Green Pass, quindi soprattutto baristi e ristoratori. Diciamo, sarà valutata questa settimana la linea più o meno morbida del governo. È probabile che si attiverà già a partire da lunedì prossimo. Comunque l'umore nero sono sul piede di guerra, soprattutto perché dicono su di noi ricadrà un ricatto alla vaccinazione nei confronti di chi di fatto viene a fruire del nostro servizio. Certo. Oltre che dovremmo essere noi i controllori e quindi la necessaria mancanza di personale o comunque di andare a pagare altre persone che controllino gli accessi ai loro locali. Quindi adesso siamo nel forse, però che sia una linea più o meno morbida varata dal governo in concomitanza con le varie riunioni con il comitato tecnico scientifico, lo sapremo probabilmente in settimana. Avevamo fatto questo ragionamento con Nicola Finco, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, qui a Focus qualche giorno fa. Ci aveva detto la medesima cosa: non si può scaricare sui ristoratori il ricatto di un obbligo vaccinale che un governo non si sente di instaurare per tanti motivi, e quindi come sempre spero che i nostri telespettatori ci passino il termine, lo scaricabarile è sempre verso il basso e alla fine sulle spalle di qualcuno deve finire questo grattacapo, e giustamente i ristoratori non ne vogliono sapere. Un tema molto, molto interessante. Luisa, ti chiedo una cosa che esula un po' dalla lista delle notizie vicentine. Avrei sentito il collegamento precedente o la fase finale. A Bassano del Grappa per l'ennesima volta sono stati pescati dei giovani vandali che hanno fatto danni. Prima parlavamo del Ponte Vecchio, poi si parlava di un'edicola votiva a 2 passi dal ponte con le telecamere di sorveglianza. Sappiamo che anche Vicenza qualche volta ha avuto qualche piccolo problema con la movida, con una movida un po' sopra le righe. Ultimamente, dal vostro osservatorio privilegiato, dalla vostra redazione, questo problema si è acuito oppure è andato insomma scemando con il passare del tempo? Diciamo che è stata
implementata la sorveglianza in generale, anche perché da quando è stata decretata la zona bianca, tra virgolette, il libera tutti, diciamo che problemi di movida ce ne sono stati. Comunque la sorveglianza è attiva, non solo la videosorveglianza, ma proprio anche la presenza della polizia locale, anche perché in questo periodo il turismo noi stiamo vedendo che sta iniziando a ripartire, ci sono vari turisti, prima abbiamo fatalità fermato 2 tedeschi, quindi diciamo che il turismo comincia a ripartire e anche la linea dell'amministrazione è una linea di controllo, per cui anche per le varie iniziative estive che si svolgeranno nelle piazze cittadine sicuramente saranno implementati proprio per evitare assembramenti e movida, passami il termine, selvaggia, ecco. No, selvaggia è il termine più adatto, visto quello che abbiamo visto e anche quello che non abbiamo visto, perché sappiamo, e questo lo ribadisco anche a favore dei nostri telespettatori, le 2 ragazze, perché ragazzine hanno comunque qualche anno in più di quello che si pensava, che sono state pescate ad appendersi a questa grata di questa edicola votiva distruggendola. Sul Ponte Vecchio nel percorso hanno anche dato sfogo a qualche altro istinto, tanto che probabilmente saranno denunciate per atti osceni in luogo pubblico, quindi parliamo decisamente di movida selvaggia. Allora Luisa, noi ti ringraziamo per questo collegamento, noi siamo in diretta fino alle 13:30, quindi se ci sono notizie di cronaca non esitate a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Se per il momento è tutto, noi ci riprendiamo la linea e vi ringraziamo e vi auguriamo buon lavoro. Grazie a voi. Torniamo in studio, novità vicentine, quindi sicuramente il TG di questa sera a Vicenza sarà altrettanto interessante. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo davvero fra poco. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che succede in Veneto. Finora ne abbiamo viste davvero di tutti i colori, con le notizie da Padova, da Vicenza, da Bassano, movida selvaggia, danneggiamenti, furbetti della corsia privilegiata, insomma un po' di tutto. I telegiornali questa sera davvero traboccheranno di notizie riguardanti il territorio. Adesso facciamo un breve riassunto di quello che era stato detto, come si suol dire, nelle ultime puntate. Parliamo dell'ordinanza di Zaia e dei controlli sui viaggiatori. Allarme variante Delta, il Veneto pronto al giro di vite sui viaggiatori. L'annuncio del presidente della regione Zaia, che sta lavorando ad una nuova ordinanza per incentivare i controlli agli arrivi negli aeroporti, nei porti e nei confronti dei cittadini in generale che provengano da paesi europei che oggi sono oggetto di forte contagio. Conto di firmarla alla volta di domani, ha detto il governatore, in modo che ci consenta di essere operativi già nei primi giorni della settimana con una campagna di tamponi aggressiva. I controlli, precisa Zaia, riguarderanno anche i viaggiatori che rientrano dalle vacanze e non solo. A preoccupare è la crescita dei contagi, 379 in Veneto nelle ultime 24 ore, trascinati dalla variante Delta. Nella Marca è già prevalente e che si accanisce soprattutto nei confronti dei non vaccinati, riaprendo le porte degli ospedali per chi non è immunizzato. Abbiamo un caso anche oggi purtroppo di una classe 68 in terapia intensiva appena arrivato, e ho fatto il giro in ospedale appena arrivato, che purtroppo anche questo non è vaccinato. E per i prossimi giorni, vista l'elevata contagiosità di questa variante, ci si attende un'impennata di casi soprattutto tra i giovani. Noi come ciclo di copertura completa dei 12 anni in su abbiamo il 48,5% e come immagino è molto basso. Siamo coperti sul fronte over 70, siamo scoperti sugli altri fronti. Di qui l'accorato appello del direttore dell'ULSS. Oggi facciamo solo Pfizer, quindi un vaccino che è comprovato, che è sicuro, per cui piuttosto di tornare in ospedale e riprendersi la malattia, come sta succedendo per i non vaccinati, vi prego, vaccinatevi. L'altro messaggio importante che deve passare: se avete un minimo sintomo, se pensate di essere stati in contatto con qualcuno di positivo, se tornate dall'estero, oltre che mettervi nelle aree a rischio, tipo la Spagna, la Croazia, eccetera, dovete mettervi in quarantena e dovete ovviamente fare il tampone. I centri sono aperti, il tampone è gratuito, per cortesia andate a farvi il tampone.
Legato a doppio filo col tema dell'emergenza coronavirus, come abbiamo sentito anche dalle nostre redazioni nel Veneto, c'è quello del Green Pass che incombe come una spada di Damocle su parecchi comparti del settore produttivo del Veneto, primo fra tutti quello degli esercenti. Vediamo qual è la situazione. Lo Stato ti mette a disposizione il vaccino, se ti vaccini bene, se non ti vaccini, se ti ammali paghi la degenza in ospedale. E allora così vediamo quanti andranno allo sportello a prenotare la vaccinazione. La presa di posizione netta arriva da chi rappresenta di fatto tutte le categorie economiche di Treviso e Belluno. Il vaccino quindi non è solo uno scudo sanitario ma anche economico, soprattutto in un momento che per molti settori, manifatturiero in primis, è di effettiva ripartenza. Bisogna che assolutamente tutti quanti noi ci vacciniamo, perché è anche un costo per la società, un costo perché chi non si vaccina, che si becca il contagio, va a gravare sugli ospedali, va a gravare sulla nostra sanità pubblica. E non va bene così. Connesso al tema delle vaccinazioni, quello del Green Pass, con il governo pronto a prendere una decisione in settimana, anche alla luce delle indicazioni della cabina di regia che si riunirà martedì. Si tratta di capire innanzitutto in quali situazioni utilizzarlo, dagli eventi in genere ai concerti, passando per palestre e ristoranti. Favorevole al Green Pass si è dichiarata in queste ore la Confturismo del Veneto con Marco Micheli. L'obbligatorietà si sta facendo strada in tutta Europa, dice. Sulla falsariga lo stesso Pozza. Bisogna iniziare a mettere delle regole, altrimenti qui ognuno fa quello che vuole e dopo alla fine il conto lo paga tutta la collettività. Noi abbiamo fatto sforzo come imprenditori, ad esempio nei ristoranti, mettere tutti gli strumenti di protezione, eccetera, e dopo siamo stati chiusi e sono stati riaperti. Ecco, però ci vuole uno sforzo collettivo da parte di tutti. Che servano regole per tenere a bada il contagio, lo dice anche il sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto, Mario Conte. L'obiettivo è scongiurare un'altra stagione di chiusure, magari in pieno Ferragosto. Credo che tutto ciò che può servire per evitare di chiudere le nostre città, cosa che io sinceramente non voglio più fare, dobbiamo aprire una discussione e cominciare ad affrontarlo. Non lo so se la soluzione sia il Green Pass, dobbiamo capire come funziona e con che strumenti, però tutto ciò che consente alle persone vaccinate di poter continuare a guardare il futuro con ottimismo, dobbiamo cominciare a discuterlo. Serve una via italiana al Green Pass, possiamo dirlo? Serve un Green Pass sburocratizzato, semplice e pratico. Dal Green Pass a chi sceglie di non vaccinarsi, il passo è molto breve e se c'è qualcuno che lo fa per motivi sanitari, per motivi anche a volte legati proprio a fatti di salute, dall'altra parte c'è chi sceglie di non farlo perché non vuole e molti di questi sono sanitari. Non possiamo accettarlo, cioè, le dico, gli operatori sanitari tutti devono tutelare la salute di tutti i cittadini e ancora di più dei cittadini che necessitano di cure. Per cui o cambiano lavoro, se proprio non vogliono saperne di vaccinarsi, devono cambiare lavoro. Personale sanitario non vaccinato alla vigilia delle prime 200 sospensioni annunciate dall'ULSS 2 dalla prossima settimana si infiamma il dibattito. Tolleranza zero da parte dell'ordine delle professioni infermieristiche nei confronti degli infermieri Novax. Che tra l'altro si rifiutano anche di fare il tampone. Adesso non vogliono neanche più sottostare alla sorveglianza sanitaria perché molto probabilmente hanno paura di risultare positivi e poi lo sanno benissimo che dovrebbero risponderne loro personalmente se vengono a contagiare appunto i pazienti nel reparto. Il problema ora sarà quello di riuscire a garantire tutti i servizi quando i Novax saranno sospesi. I numeri sono preoccupanti. Tra ospedali, case di riposo, sanità privata e liberi professionisti ci sono nella Marca 2.847 sanitari non vaccinati, 20.000 in Veneto. L'allarme è soprattutto per le RSA già in crisi nera per carenza di infermieri. Per quanto insomma siamo stanchi, sfiniti, siamo più disponibili a sopperire all'assenza dei Novax piuttosto che pensare, e le assicuro che siamo veramente
impauriti e disperati al pensiero di affrontare un'altra ondata. E l'ordine degli infermieri rincara la dose. Inaccettabile che chi deve curare e proteggere la salute dei cittadini rischi di contagiarli, magari infettando chi proprio perché malato è più debole e impossibilitato a vaccinarsi. Il cittadino ha il diritto di sapere, quando entra in ospedale o quando entra in una struttura sanitaria o sociosanitaria, di sapere chi non è vaccinato. Chiudiamo questa parentesi, questa pagina dedicata alla marca trevigiana con una dichiarazione del direttore generale dell'azienda sanitaria Benazzi sui medici di base. Stiamo ragionando con la conferenza di sindaci per vedere se riusciamo a trovare delle soluzioni nel momento in cui abbiamo delle zone carenti, non occupate ovviamente, quindi non con medici che arrivano per coprire il posto. A fine agosto avremo anche la graduatoria pronta, fatta da Azienda Zero, quindi sapremo quanti medici potranno occupare i posti mancanti e in base a quello poi faremo una strategia in rete con i sindaci. Andiamo ora a Vicenza, dove i vicentini, il territorio in generale, è virtuoso nei confronti di tamponi e vaccinazioni. Variante Delta, contagi, vaccinazioni. La settimana scorsa è stato un rincorrersi di notizie su un possibile passaggio di alcune regioni, tra cui il Veneto, in fascia gialla, a causa di un aumento delle persone risultate positive al Covid o a una sua variante. Notizie che lo stesso presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha più volte smentito, mentre il Ministero della Sanità è intervenuto dando come data per un eventuale passaggio di fascia quella del 26 luglio. Metro di valutazione saranno i ricoveri nelle strutture sanitarie. In tutto questo il vicentino ha macinato tamponi e vaccinazioni, così comuni come Monticello con Teotto, poco più di 9.000 abitanti, vede vaccinato un cittadino su 2, metà della popolazione ha già fatto anche la seconda dose. I più virtuosi nel territorio dell'Uslotto Berica vedono confermarsi Monteviale, Montegaldella e Nogarole, con 2 residenti su 3 che hanno ricevuto o prenotato una dose di vaccino. Tra i comuni più grossi spiccano Arzignano e Noventa Vicentina, dove a metà settimana risulta aver ricevuto almeno una dose il 70% della popolazione. Seguono a stretta ruota centri come Montechio-Maggiore, Altavilla Vicentina, Caldogno e Torri di Quartesolo con il 69%. A completare il ciclo di vaccinazioni quasi la metà dei cittadini di Vicenza e Longare. Sul fronte tamponi, dove peraltro è partita una nuova campagna nei mercati cittadini e davanti ai supermercati, conta a metà settimana il rilevamento di 72 casi positivi, di cui 31 a Vicenza. Rimaniamo in ambito sanitario, ma cambiamo argomento e parliamo dei donatori di sangue. Per chi si fosse messo all'ascolto solo ora, ne avevamo parlato poco fa con Alex Giuliano dalla sede dell'ULSS Pedemontana, perché la FIDAS, una delle associazioni, uno dei sodalizi che porta avanti la cultura del dono in provincia di Vicenza, denuncia ci sono problemi di natura logistica, organizzativa negli ospedali, i donatori vengono un po' abbandonati, vengono lasciati un po' a se stessi in alcune occasioni, c'è chi si prende qualche ora e si ritrova ad aspettare molto più di quello che potrebbe o dovrebbe fare, secondo alcuni. Monta la polemica. Sentiamo che cosa ci avevano detto dalla FIDAS. Donare sangue è importante, importantissimo. Il ruolo del donatore è fondamentale in un periodo in cui la richiesta di sangue e plasma è altissima e in cui la pandemia ha complicato anche le dinamiche più semplici. Donatori e associazioni si impegnano per garantire una fornitura di prezioso sangue e per diffondere la cultura del dono, ma a volte si scontrano con la realtà delle aziende sanitarie. Nascono così incomprensioni, disagi per i donatori e altre situazioni che rischiano di vanificare il lavoro dei sodalizi e l'impegno delle persone. Il fatto che i tempi si prolungano, non vengono rispettati i tempi del processo di donazione. Quindi oggi abbiamo lavorato tanto come associazioni per fare una app, per fare un programma prenotazioni, in modo tale che tutto sia programmato con le loro tempistiche. Oggi in alcuni centri trasfusionali, soprattutto in UL7, questo non viene rispettato ed è una mancanza di rispetto da parte delle persone che si prendono il tempo per andare a donare il sangue e questo non va bene. Il rammarico è forte e l'appello arriva dritto ai vertici dell'ULSS Pedemontana. Oggi il rispetto è fondamentale, oggi ci troviamo in un momento
momento storico molto delicato, molto particolare. C'è una carenza di medici, ma di quella già ne sappiamo, ma oggi a mio avviso le aziende sanitarie, soprattutto incentrate in ULSS 7, stanno dimostrando forse di non avere la necessità, la voglia di risolvere determinate problematiche. I tentativi di ottenere maggiore attenzione dalla sanità pubblica non hanno portato a nulla. È una provocazione quella che faccio, perché dopo tanti mesi che stiamo vivendo delle difficoltà, che i nostri donatori stanno vivendo delle difficoltà, ad oggi non abbiamo ancora avuto risposte. Risposte che invece sono arrivate dall'ULSS 7 le sentiremo nel nostro TG Bassano di questa sera. Andiamo a Padova adesso per una festa illegale, un rave bloccato dai carabinieri. Rave nel bosco ad Anguillara Veneta. I carabinieri di Monselice nella notte tra sabato e domenica hanno fermato una festa abusiva con almeno 50 persone nella frazione di Borgoforte, nell'area che viene chiamata Boschetto, che si trova vicino al fiume Adige. Individuato e denunciato a piede libero l'organizzatore dell'evento, un 35enne padovano, e identificati una ventina di partecipanti. Il luogo in cui si teneva la festa illegale è spesso usato per questo tipo di raduni che puntualmente vengono interrotti dalle forze dell'ordine. Eventi non pubblicizzati e non autorizzati che, grazie al passaparola, attirano giovani da più parti della provincia. Non è certo ammissibile e tollerabile l'organizzazione di un rave party non autorizzato senza nessun controllo, ha commentato il sindaco di Anguillara, Alessandro Buoso, che ha concluso ringraziando i carabinieri per il solerte intervento. Cambiamo argomento, passiamo al tema legato a quello dell'ambiente e dei danni causati dalle precipitazioni delle scorse settimane, danni che abbiamo visto anche fuori dai confini italiani con disastri in Germania e in Belgio. La nostra redazione padovana ha intervistato il professor Dalpaos, ex docente di idraulica al BO di Padova, redattore fra i redattori del piano regionale sui grandi rischi. Sentite cosa ci ha detto. Le alluvioni non sono mai tutte causate solo dal maltempo, ma anche dai comportamenti dell'uomo. Su quanto successo nei giorni scorsi in Germania e negli anni anche in Italia e nel Veneto, Luigi Dalpaos, professore emerito di idraulica all'Università di Padova e componente della Commissione Grandi Rischi della Regione del Veneto, non ha dubbi. Quello che invece deve essere assolutamente evitato è occupare spazi che siano idraulicamente o geologicamente pericolosi. E questo è un fatto che persiste purtroppo. Abbiamo ricevuto tante lezioni, ma le alluvioni, come si dice qua dalle mie parti, sono un mal de smentegon. È un male che rapidamente dimentichiamo e dopo un po' ritorniamo a tenere gli stessi comportamenti di prima. Sono i nostri comportamenti che devono essere modificati. Anche in Veneto, nonostante il lockdown nel 2020 abbia fermato molti cantieri, sono stati cementificati altri 682 ettari di suolo, come riportato nel rapporto ISPRA-SNPA. In Germania come in Italia, dice Dalpaos, i fenomeni meteo sono stati sì particolarmente gravi, ma le conseguenze che hanno generato non devono stupirci, ma farci pensare. Che la responsabilità dell'uomo, l'insipienza dell'uomo nell'aver occupato spazi che probabilmente non dovevano essere occupati è forse una delle cause importanti di tutto quanto, soprattutto dei danni che si producono e anche purtroppo in questo caso dei morti e delle vite che perdiamo. Cambiamo ancora argomento, temi molto più leggeri, comunque importanti, legati ai libri scolastici. Ritorna il mercatino a Bassano. Al via lunedì 19 luglio il tanto atteso mercatino dei libri usati per studenti e studentesse delle scuole superiori del Bassanese. Quest'anno, a differenza delle passate edizioni, causa Covid, l'evento si terrà al Parco Ragazzi del 99, dove i giovani potranno allestire i loro banchetti per lo scambio dei testi. Per 5 giorni, dalle 18 alle 20, ogni giorno sarà dedicato a una classe. Così, lunedì 19 alle quinte, martedì 20 alle quarte, mercoledì 21 alle terze, giovedì 22 alle seconde e infine venerdì 23 alle prime. In caso di maltempo tutto sarà spostato alla settimana successiva.
Siamo andati al mercato per sentire in questa stagione che si è già fatta abbastanza calda e che potrebbe portare nuove ondate di temperature altissime, che cosa preferiscono mangiare nei giorni sia feriali che festivi. Caldo torrido di questi giorni fa venire meno la voglia di essere in cucina e specialmente dietro ai fornelli. Oggi chiediamo alle persone che cosa amano comprare ma specialmente cucinare in estate. Il pesce, la frutta, la verdura e niente, roba fresca diciamo. Quindi si sta un po' meno dietro ai fornelli. E diciamo che avendo l'orto preferiamo la roba dell'orto. Niente, perché sono a dieta. Pesce, grazie, pesce. Quindi prendere il pesce al mercato. Preferisce una cucina più veloce quindi anche? Sicuramente, non il forno. Fresca, verdura, frutta, insalata e basta, e formaggi, perché la carne non esiste per me. Per me tanta frutta, anche per me. Frutta, verdura, insalate, sì. Frutta. Tutte cose fresche, giusto? Come tutti, insalatone, è vero? E cucinare invece cosa vi ama? Cucinare pasta fredda, riso freddo, robe... Tutto freddo. Freddo e veloce. E veloce. Esatto. Cosa predilige maggiormente in estate? A me piace di tutto, verdura soprattutto, tanta verdura. Altro tema importante, che non è solo di questo periodo e di quest'anno, si stanno celebrando i 100 anni dalla nascita di Mario Rigoni Stern, se ne è parlato anche nella Biblioteca Bertoliana di Vicenza. Il ricordo di Mario Rigoni Stern, a 100 anni dalla nascita dello scrittore asiaghese, travalica i confini del suo altopiano e scende in città. La prestigiosa Biblioteca Bertoliana ha ospitato nella sede di Palazzo Cordellina di Vicenza un incontro dedicato proprio a Rigoni Stern. Ospite il biografo ufficiale dello scrittore Giuseppe Mendicino, che ha presentato l'ultimo ritratto in parole e pagine dell'importante autore veneto. Un volume che vuole essere anche un invito a visitare i luoghi di Rigoni Stern, che si augurava che i lettori seguissero le tracce dei suoi sentieri nelle pieghe più belle dell'altopiano. Al tavolo dei relatori anche Chiara Visentin, presidente della Biblioteca Bertoliana, e il presidente dell'Accademia Olimpica Gaetano Tiene. Chiudiamo con una bella impresa di 5 ciclisti veneti, pedalare per curare la progeria. Allora, questa si chiama La Grande Impresa. 5 cicloamatori partiranno proprio da qui, dal muro di Cadelpoggio, sono della squadra Fortissimi, per raggiungere il muro di Bretagna in Francia. Noi siamo gemellati come muro di Cadelpoggio col muro di Bretagna. Per fare cosa? Facciamo una giornata, un'impresa dedicata, dura 5 giorni, per arrivare sul muro di Bretagna e per raccogliere fondi per la progeria di semibasso, una malattia rara, degenerativa, per la quale stiamo sperimentando una nuova iniziativa, una nuova cura. I chilometri percorsi sono pedalate per la ricerca. Dall'Italia alla Francia, un'impresa da leoni per 5 ciclisti trevigiani della squadra Fortissimi, con lo scopo di raccogliere fondi per l'associazione italiana Progeria del nostro semibasso. Conosciuto e amato da tutti, Semi, oltre ad aver fatto conoscere al mondo la sindrome della progeria, continua a raccogliere fondi per curarla. Semi sarà il testimone di questa bellissima iniziativa e ci terrà aggiornati. Qui potete, come avete visto, donare quello che preferite e ognuno di voi potrà essere, diventare titolare di 1 chilometro di questa meravigliosa iniziativa. Pietro Chiesurin di Sernaglia della Battaglia, Filippo De Luca di Vazzola, Luca dall'Armellina di Santa Lucia di Piave, Gian Domenico Santarossa di Fontanelle e Romeo Bissoli di Salgareda pedaleranno per 7 giorni per un percorso lungo 1665 km suddivisi in 7 tappe, con un dislivello che arriva fino a 2336 metri. La grande impresa sarà seguita sui canali social del Muro Cadelpoggio. Acquistare 1 chilometro percorso dai 5 trevigiani sarà un po' come dare una spinta alla ricerca per curare la progeria, sarà un po' come farla correre un po' più in là. E naturalmente vi racconteremo questa grande impresa nei nostri telegiornali. Il nostro Focus TG giunge al termine. Ringraziamo Alessandro Costacurta e Renzo Rigon per la regia. Ringraziamo tutti i nostri colleghi tecnici che ci hanno aiutato oggi a portare a casa, portare nelle vostre case le notizie dal Veneto. Per tutto il resto vi diamo appuntamento ai nostri telegiornali di questa sera, TG Bassano e TG Vicenza. Naturalmente per qualsiasi contatto
contatto con noi, ci sono le mail, ci sono i numeri che vedete in sovrimpressione, siamo sempre a disposizione. Vi auguriamo un buon pomeriggio, ci vediamo stasera.